Ancora la cronaca, ma ora per raccontarvi di un terribile e quasi incredibile incidente mortale avvenuto questa mattina a Portogruaro, in provincia di Venezia, dove una donna disabile che viaggiava sul bordo della strada con la sua carrozzina elettrica è stata travolta e uccisa da un'auto. Il traffico è andato in tilt per ore. Stava percorrendo la tangenziale a bordo della sua carrozzina elettrica quando è stata colpita da un'auto, finendo nella scarpata che costeggia la strada. Incredibile tragedia a Portogruaro, tra la rotonda degli Alpini e Viale Pordenone, questa mattina alle 9:30. A perdere la vita una donna di 84 anni, residente a Summaga, distante alcuni chilometri dal luogo dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, che ora sono al vaglio della polizia locale, l'auto proveniva da Summaga e ha colpito in pieno la carrozzina della donna, che procedeva lungo il bordo della strada. Un impatto violentissimo, come testimoniano le immagini girate dal Gazzettino in questo video. Nell'impatto l'anziana è stata letteralmente catapultata nella scarpata, rotolando per una ventina di metri, ed è stato lo stesso uomo alla guida dell'auto, una Opel Astra, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della disabile, troppo gravi i traumi subiti. Il nostro intervento è stato immediato con l'intervento del 118 che ha allertato anche l'elicottero da Treviso, ma per la signora purtroppo non c'era più nulla da fare. L'incidente ha causato serie ripercussioni anche per il traffico, già in crisi per un altro incidente avvenuto poco prima sull'altra corsia nei pressi del casello autostradale e che aveva indotto centinaia di auto e camion a utilizzare la viabilità ordinaria. A salvarsi invece la cagnolina della donna, Stella, che correva al suo fianco e che è stata portata al sicuro dai soccorritori. Colgo l'occasione per raccomandare a tutti quanti la massima attenzione e rispetto delle normative del codice della strada, perché come si vede tragicamente spesso bastano delle piccole disattenzioni per avere delle problematiche irreversibili.